È interessante la scena che abbiamo visto, io non la conoscevo, come si dice, questo film è interessante perché si vedono, eccolo qua, si vedono questi americani che atterrano, a un certo punto uno spara e gli viene ordinato di smettere di sparare perché sta sparando a nessuno, poi c'è questo guerrigliero o guerrigliera, non ho capito se è un uomo o una donna, vietnamita, che spara e colpisce una persona e sempre l'ufficiale deve dire a tutti di sparare perché nessuno reagisce. E quando si mettono a sparare, a un certo punto la voce in sottofondo dice che sparavano tutti, la maggior parte sparava alto e si vede, cioè, per effetto degli studi che sono stati fatti, si è visto che durante la guerra del Vietnam soltanto una piccola percentuale di militari sparava effettivamente per colpire qualcuno. Per partire io direi partiamo con una citazione che è sempre la cosa migliore da fare, piuttosto che parlare il sottoscritto, forse è meglio lasciar parlare chi ha fatto l'esperienza della guerra, cosa che io non ho fatto, per fortuna, no? Queste sono le parole di un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Un amico mi chiese di fare una cosa impossibile, descrivere a parole la violenza di un combattimento a corta distanza. Impossibile. È una realtà che ti circonda e ti avvolge, non in 3 ma in 6 dimensioni, davanti, a destra, a sinistra, rimbalzi e schegge alle tue spalle, esplosioni sopra di te, il terreno che trema sotto i tuoi piedi. Lo scontro lo senti in tutto il corpo. La vista confusa per il sudore che ti cola negli occhi, le narici bruciate dall'acre odore degli spari, le orecchie invase da rumori terrificanti, i nervi scossi dai colpi di mortaio e dall'esplosione delle granate, le urla dei combattenti, i lamenti dei feriti, il crepitio dei proiettili e dei traccianti, i corpi dietro cui ti nascondi o che calpesti, che magari sono corpi di gente che conoscevi. Tutto questo fuso insieme. Non c'è modo per descriverlo, non c'è film che possa raffigurarlo, non ci sono parole per raccontarlo. Ecco, come ha già ben detto Dario durante l'introduzione iniziale, questa sera noi parliamo di queste cose. Noi ci occupiamo sostanzialmente di quello, ci occuperemo di quello che succede sul campo di battaglia agli uomini impegnati in battaglia, perché certamente quello che si vede nei film non è propriamente forse il messaggio giusto che possa essere trasmesso relativamente alla guerra, al combattimento e al fatto che uomini con delle armi vanno sul campo di battaglia e cercano di uccidere i loro avversari. Allora, volutamente ho fatto inizialmente una descrizione di quello che un veterano di guerra raccontava. Qui vedete la locandina di presentazione, così dico 2 parole su di me. Magari qualcuno mi conosce, magari qualcuno attraverso YouTube che mi vede dice ma quello lì si occupa di altre cose, perché il mio mestiere, io sono un ingegnere, io faccio il professore di metallurgia al Politecnico di Milano e per interesse, per passione, direi da tantissimi anni, mi occupo anche di storia militare. In particolare io mi interesso di storia militare del Settecento e dell'Ottocento, grosso modo il periodo che va dalla guerra dei 7 anni, 1756-1763, fino alla guerra franco-prussiana, 1870-1871. Mi interessa molto sia l'aspetto, diciamo, militare delle operazioni e delle campagne, ma anche, diciamo, l'aspetto degli uomini sul campo di battaglia, di quello che succedeva. Se vogliamo, per usare un termine che piace molto ai miei colleghi di ingegneria gestionale, c'è un approccio alla storia militare top down, cioè dall'alto, guardando le mappe, le cartine, il campo di battaglia, i rettangoli che rappresentano le formazioni che si muovono sul campo, e un approccio bottom up, cioè dal basso verso l'alto. Ecco, quello che vogliamo guardare stasera è un po' un approccio bottom up. Allora, certamente una cosa che vorrei evitare di trasferire a voi è quello che già si vede nei film, cioè certamente
ognuno di noi ha un'idea di stereotipo del soldato che obiettivamente è sballata. Abbiamo l'idea dello stereotipo del soldato, del macho che va in combattimento da solo contro tutti, spara, distrugge tutti, distrugge tutto e tutti e si fa largo tra i nemici. L'idea di Rambo, l'idea di Schwarzenegger sono abbastanza tipiche e comuni. Un'altra idea che passa, e anzi spesso sento dire ma questi film sono più aderenti alla realtà, per esempio Salvate il soldato Ryan, piuttosto che We Were Soldier, piuttosto che Black Hawk Down, piuttosto che Fury, che secondo me è un pessimo film dal punto di vista delle scene di combattimento, anche se magari è esaltante, è bello da andare a vedere al cinema e uno pensa che con gli Sherman si possono distruggere anche i tigri, ma vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Io quello che cerco di fare questa sera è di cercare di raccontarvi sostanzialmente un'altra storia, non tanto la guerra come gloria, come atto di eroismo, ma cercheremo sempre di basarci su quello che ci hanno tutti raccontato come esperienza dal campo di battaglia, di che cosa significa andare sul campo con delle armi in mano per ammazzare qualcuno. E anche qui, diciamo, per sintetizzare questa breve introduzione della mia chiacchierata, mi piace riprendere questa citazione di Tolstoi, sempre che si possa ancora fare delle citazioni di autori russi. La guerra, che a me piace molto, la guerra mi è sempre interessata, non tanto le manovre messe a punto dai grandi generali, ma la cruda realtà della guerra, l'uccidere. Sono più interessato a sapere come un soldato uccide un altro soldato e cosa provi nel farlo, piuttosto che sapere come fossero disposti gli eserciti ad Austerlitz o a Borodino. Questa ovviamente è una citazione del periodo napoleonico, perché Austerlitz e Borodino sono due battaglie famose delle guerre napoleoniche. Poi perdonatemi, io faccio professore universitario, mi occupo di altro, ma anche quando mi occupo di questa cosa, visto che io sul campo di battaglia per fortuna non ci sono mai andato, io dico sempre ai miei studenti, mi permetto di dirlo anche a voi, che quando uno si vuole informare e formare, forse la cosa migliore da fare è studiare. Quindi esistono tantissimi volumi, tantissimi libri, soprattutto di ambito anglosassone, che trattano queste tematiche di cui parleremo questa sera. Io qui mi permetto di segnalarvi quello che vedete all'estrema sinistra, i primi due che vedete all'estrema sinistra, che sono On Killing e On Combat, che sono due volumi di Dave Grossman, tradotti, nonostante il titolo, sono entrambi tradotti in italiano per la Libreria Militare di Milano, e secondo me sono due volumi estremamente interessanti che trattano il problema del combattere e dell'uccidere sul campo di battaglia dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista del soldato sul campo. Poi se vi piace leggere in inglese e avete dimestichezza, molto interessante è Acts of War di Holmes e Men Against Fire di Marshall, che soprattutto il secondo, Men Against Fire, sono stati dei lavori di riferimento attorno a questo tema. L'altro interessante è Il volto della battaglia di Keegan. Mi ricordo che questo volume l'ha citato anche in uno degli ultimi incontri Marco Cimmino, perché è parecchio interessante, perché fa vedere la prospettiva dei soldati durante 3 differenti battaglie combattute tutte e 3 più o meno nella stessa zona, che sono Azincourt, Waterloo e la Somme, che sono state combattute tutte grosso modo nella zona delle Fiandre del Belgio, e che rappresentano, come dicevo, appunto il punto di vista del soldato all'interno di queste battaglie. Ho una precisazione molto importante, che è la seguente. Quando parlo di queste cose, visto che gli argomenti trattati, come dire, sono anche abbastanza delicati, io dico sempre questo, cioè quando si parla di guerra, quando si parla di storia militare, quando in generale si tratta un problema tecnico, scientifico, le situazioni vanno prima di tutto spiegate e capite.
e secondo me lo storico, il tecnico, chi si occupa di queste cose deve fermarsi qui, deve dare tutte le informazioni corrette e fermarsi qui. Poi ognuno di noi, anch'io in primis, do un giudizio di quello che vi sto raccontando, ma ovviamente il giudizio resta personale dal mio punto di vista, perché il metodo scientifico, come mi hanno insegnato, ha lo scopo di comprendere quello che succede, non di condannare né tantomeno di avallare fatti o eventi. Questa cosa me lo dicono sistematicamente quando faccio anche delle lezioni, per esempio all'Università di Genova, collaboro con Emiliano Beri che insegna a Genova storia militare, faccio un seminario per lui, questa è una cosa che spesso dice, cioè noi dobbiamo cercare di comprendere gli eventi e i fatti e non dobbiamo né avallarli, né giudicarli, né condannarli. Questo poi, la valutazione morale non è una categoria storica. Quindi, anche se questa sera magari potrebbe passare che quello che sto dicendo possa sembrare un avallo piuttosto che un giudizio, non è così. Cioè, io mi fermerò a cercare di spiegare, se riesco, e di capire le situazioni. Parliamo allora di questa cosa qui. Quindi, parliamo sicuramente di un ambito di studio che è scivoloso. Parlare di guerra, parlare di uccisioni, parlare di morte è qualcosa di anomalo per la nostra cultura. E lo scopo della chiacchierata che noi facciamo questa sera è sostanzialmente articolata in questi 3 punti, per cui capire le dinamiche dei soldati sul campo di battaglia, capire che cosa significhi uccidere un soldato nemico, e capire quale sia il prezzo psicologico che pagano i soldati quando sono stati in battaglia. Perché se noi guardiamo un film sembra una cosa da niente, dai in mano le armi a una persona e questa cosa qui viene normalmente, cioè tu dai in mano delle armi a una persona e questo si mette a sparare e non ha nessun problema ad ammazzare il proprio avversario semplicemente perché tu gli hai detto che è il tuo nemico, che ha un'uniforme diversa dalla tua e lo puoi fare tranquillamente. Parlare di guerra è, come dicevo un attimo fa, qualcosa di abbastanza critico. In questi giorni seguo le informazioni televisive che girano relativamente, come sapete benissimo, al problema della guerra tra Russia e Ucraina, e sentivo un personaggio dello spettacolo, non facciamo nomi, che diceva che la guerra, me lo sono segnato qui per ripeterlo, la guerra è una parola che sarebbe da bandire dal vocabolario. Allora, io penso che quando si vuole nascondere qualcosa o trascurare qualcosa, significa essere indulgenti con quella realtà che si sta trascurando. Per cercare di spiegare meglio il concetto, a me è venuto in mente l'esempio della malattia. Io credo che per ognuno di noi la malattia sia qualcosa di negativo. Se noi però, per il fatto che la malattia è qualcosa di negativo, decidiamo di non vederla, decidiamo di trascurarla, diciamo che non esiste, a quel punto lì noi facciamo un danno a noi stessi, perché la malattia, per poter essere curata, va prima di tutto capita. E secondo me la stessa cosa vale per la guerra. Quindi la guerra deve essere capita nei suoi intimi meccanismi, perché giustamente è qualcosa da bandire dal vocabolario, però prima va capita. E va capito che cosa? Va capito che cosa significhi per un soldato sul campo di battaglia uccidere in guerra un avversario, capire quale sia il prezzo psicologico che gli uomini coinvolti devono pagare. Questa è una cosa curiosa e interessante, è un parallelo che fa Grossman su questo tema. In termini sociali e culturali esiste da sempre un parallelo tra il sesso da una parte e la guerra, perché sostanzialmente il parallelo deriva da che cosa? Deriva dal fatto che ogni società, più o meno, ha dei punti oscuri all'interno del gruppo di persone. Nell'Ottocento l'elemento oscuro per la società era il sesso e la sessualità, perché
prima dell'Ottocento il sesso e la sessualità erano vissute come una fase del ciclo di vita, in quanto tutte le persone vivevano insieme nella medesima comunità. Con la Restaurazione, quindi dopo la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, con la Restaurazione il sesso e la sessualità sono diventate un tabù. E questo è abbastanza comune, penso che lo sappiate tutti, con la società vittoriana. Se noi ricordiamo la società vittoriana è quella che ha introdotto il tabù del sesso e ha represso il sesso in tantissime forme, anche in alcuni casi abbastanza ridicole, quella ad esempio di coprire le gambe del tavolo con delle tovaglie molto, molto lunghe. Questo probabilmente è dipeso da tanti fattori, probabilmente anche dal cambiamento di stile di vita delle persone, per cui il sesso è stato visto come qualcosa di sporco, qualcosa da nascondere, qualcosa che doveva essere tenuto in segreto, e come conseguenza di questa sanzione sociale nei confronti del sesso, gli esseri umani però cercavano una valvola di sfogo, cioè cercavano la valvola di sfogo nella prostituzione e soprattutto nella pornografia. Questo binomio, questa dicotomia da un lato della repressione, dall'altra dell'ossessione, è una cosa abbastanza tipica, abbastanza comune. E la stessa cosa succede con la morte e le uccisioni e la guerra nella società moderna, perché nella società moderna questa cosa qui è diventata il tabù. Per cui è vero che noi non dobbiamo guardare in faccia alla guerra, però è molto importante capire quali sono le caratteristiche fondamentali di questo elemento che è fondante della società degli esseri umani, perché da sempre gli esseri umani hanno comunque avuto a che fare con la morte e con le uccisioni, perché ad esempio nelle società preindustriali, nelle società contadine, il contatto con la morte è sempre stato continuo. Voi pensate ad esempio, non so, i bambini che fin da piccoli vivevano in comunità vedevano ad esempio, non lo so, che si ammazzavano i maiali. Questa è una cosa che adesso non esiste più, perché ai bambini piccoli sono stati tolti tutti questi elementi che psicologicamente vengono considerati dirompenti, per cui la dimensione della morte è qualcosa di estraneo agli esseri umani. Ad esempio, provate a pensare ai termini che si usano quando muore una persona, viene detto è il nonno, lo zio è mancato, non c'è più, nessuno dice è morto, non si fanno più vedere i morti ai bambini piccoli perché è una brutta cosa. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, questa stessa cosa valeva anche per le guerre, perché almeno fino agli anni 50 del secolo scorso, del XX secolo, grosso modo ogni generazione, ma se non è ogni generazione una sì, una no, era toccata dalla guerra. Successivamente però la morte è stata ostracizzata, come dicevo. I cadaveri, ormai la visione dei cadaveri offende la sensibilità delle persone, no? D'altra parte, nel binomio di cui parlavamo prima di repressione e ossessione, è anche vero che è vero il contrario, cioè le persone di fatto, se ci fate caso, sono sempre più attratte dalla violenza, dai film violenti, dai giochi violenti, e quindi cercano uno sfogo in questa sostanziale repressione sociale attraverso degli altri meccanismi, un po' come è per la pornografia, come era per il sesso, la pornografia o la prostituzione. Tra l'altro, peraltro, l'atto sessuale in sé e la guerra sono sempre elementi che sono collegati, perché per certi versi sono legati tra loro, perché la nostra società è affascinata dall'atto di uccidere così come lo è dal sesso. Anzi, l'atto di uccidere ha una fortissima valenza privata e che ha un potentissimo impatto emotivo. E in questa cosa qui, direi solo in questa cosa qui, l'azione distruttiva nei confronti di un altro essere umano, quindi l'azione di uccidere un altro essere umano, è molto simile psicologicamente parlando a quello che è l'atto procreativo. Queste cose che io vi racconto non è che me le sono inventate io, sono documentate, sono lavori di psicologi che approfondiscono queste tematiche e cercano di dare una spiegazione ai problemi.
Tra l'altro una cosa che è stata valutata è che la scarica adrenalinica conseguente all'uccidere in battaglia un avversario o conseguente a un atto sessuale è del tutto simile. E qui torniamo un attimo al problema della rappresentazione dei film, la rappresentazione hollywoodiana. Allora, la rappresentazione hollywoodiana della guerra, dei soldati in combattimento che sparano per uccidere, che è un po' quello di cui è permeata la nostra cultura. Se io chiedo a una persona cosa pensi della guerra, gli vengono in mente sicuramente i film che ha visto, i film che ha seguito. È obiettivamente qualcosa di aberrante per chi invece la realtà del campo di battaglia, la realtà della guerra, l'ha vissuta in prima persona. Sarebbe un po', per portarvi un parallelo esagerato, come se ognuno di noi pensasse che l'esperienza sessuale è quella di un film pornografico. Questa è esattamente la stessa cosa. L'esperienza della guerra non è quella dei film. Okay? Questo è il parallelo che, a mio modo di vedere, rende molto bene la situazione. Allora, qual è il punto di partenza per cercare di capire qual è la natura della guerra? Prima di tutto, come dice Marshall, è necessario comprendere quella che è la natura umana. Quando i soldati sono in guerra, quando sono in combattimento, subiscono degli effetti fisici e degli effetti psicologici pesantissimi e hanno delle reazioni di varia natura. Tipicamente sono delle reazioni traumatiche e di fortissimo stress emotivo. Sono legati queste cose sostanzialmente alla mancanza di cibo e di sonno, all'esaurimento fisico e mentale che una situazione di guerra comporta, alla presenza di ansia e di stati confusionali, alla paura di morire, degli imprevisti e in generale a una percezione alterata della realtà. Allora, un buon indicatore di quello che sta succedendo a un soldato sul campo di battaglia è il battito cardiaco, perché quando le condizioni di stress tendono ad accentuarsi, tendono ad aumentare, anche il battito cardiaco aumenta molto. Pensate a delle situazioni di stress che avete vissuto tutti, molto più blande di questa, e ne avete immediatamente un parallelo. Ad esempio, quando si fanno degli esami a scuola, gli esami universitari, le persone sono in tensione, sono in ansia, hanno mal di stomaco, vogliono andare in bagno, hanno delle sensazioni fisiche e psichiche anomale rispetto alla normalità. E quindi cosa vedete in questa slide? In questa slide vedete com'è l'andamento del battito cardiaco e quello che succede. Allora, normalmente il battito cardiaco di una persona umana è tra i 60 e gli 80 battiti per minuto, che è la frequenza cardiaca normale a riposo. Ecco, quando si superano i 115 battiti al minuto vi è un deterioramento delle cosiddette abilità motorie fini, e al superamento dei 145 battiti al minuto vi è un deterioramento delle abilità motorie complesse. Tipicamente in questo intervallo, questo è l'intervallo tipico considerato ottimale per un soldato in combattimento, perché quando il livello di tensione è in questo intervallo si hanno le condizioni migliori per la sopravvivenza, perché la percezione della realtà e i tempi di reazione vengono ottimizzati e affinati. Allora, se questi valori del battito cardiaco non si mantengono, nel tempo, ma subiscono una variabilità per effetto di quello che avviene sul campo di battaglia al soldato, e per cercare di mantenere queste condizioni, che sono le condizioni ottimali, una delle cose che fanno i militari in addestramento è la cosiddetta respirazione tattica. La respirazione tattica è quella che aiuta, che è una cosa peraltro che quando una persona è sotto tensione e in ansia si dice: fermati un attimo, rilassati, respira lentamente, e questo consente alla persona di riportare il battito cardiaco a livelli normali in questo intervallo che vedete che ci sono delle frecce con i colori, freccia bianca, freccia gialla, freccia rossa, perché i militari la chiamano la condizione bianca, la condizione gialla e la condizione rossa. Perché il problema è che quando si passa in una condizione
di battito cardiaco molto più accentuata, quindi si arriva a 175 battiti per minuto o addirittura si aumentano i battiti per minuto, si hanno una serie di effetti estremamente negativi. Per esempio il deterioramento dei processi cognitivi, le persone cominciano a non capire più dove si trovano o qual è il senso della realtà. La vasocostrizione, per cui impallidire dalla paura è l'effetto della vasocostrizione. La perdita della visione periferica, che è questa, i soldati in combattimento tipicamente vedono proprio davanti a loro, quando c'è uno scontro a fuoco, le persone sono concentrate su quello che succede di fronte a loro e non lateralmente. Viene chiamata la perdita della visione periferica, la perdita della profondità e della distanza, la perdita della visione ravvicinata e l'esclusione uditiva. Sono tutta una serie di fenomeni che, quando un essere umano è coinvolto in una situazione particolarmente traumatica, sono cose che si possono manifestare. E guardate cosa succede, quali sono le reazioni, guardatele sotto: reazioni irrazionali, azioni di attacco e fuga sconsiderate, la gente scappa o come abbiamo visto nel video, si mette a sparare. L'immobilismo, che è un'altra reazione legata a condizioni di forte stress, la perdita del controllo sfinterico e della vescica, che è normale sul campo di battaglia. Questa è una cosa di cui non si parla mai, ma dai dati che io ho letto, su cui mi sono documentato, dal 50 al 75% dei soldati in combattimento perdono il controllo della vescica, leggi si pisciano addosso, e dal 10 al 25% perdono il controllo degli sfinteri, quindi si cagano addosso. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni molto particolari di cui non si parla mai, perché poi sembrano situazioni poco maschie, poco tipiche di quello che è nell'immaginario collettivo il combattimento, la guerra e quello che i soldati fanno sul campo di battaglia, per cui sono questioni che vengono sempre trascurate. Ma quando un soldato è sul campo di battaglia, qual è la paura più grande? La paura più grande che ha un soldato sul campo di battaglia, che è vero che vive un esaurimento fisico e un esaurimento mentale, vive degli stati di ansia, degli stati confusionali, vive la paura di morire, degli imprevisti, vive la mancanza di cibo, la mancanza di sonno, ma la paura più grande è questa: la paura più grande è quella di uccidere un altro uomo. La cosa può sembrare curiosa, può sembrare strana, però se ci cominciate a riflettere, a pensare a un livello diverso da quello dei film di Hollywood piuttosto che di qualsiasi regista cinematografico, vi renderete conto che è così. Questa conclusione da chi deriva? Questa conclusione deriva da questo personaggio. Questo personaggio è Marshall. Marshall è stato un generale americano che, quando era colonnello, durante la Seconda Guerra Mondiale, si è occupato di parlare con i soldati dopo le azioni in cui questi soldati erano stati in combattimento contro il nemico. E la cosa interessante che lui ha scoperto è che durante la Seconda Guerra Mondiale soltanto il 15-20% dei soldati americani, perché è un americano, ha effettivamente aperto il fuoco in combattimento contro il nemico con l'intento di ucciderlo. La maggior parte degli altri soldati non sono né fuggiti né si sono nascosti, semplicemente cosa hanno fatto? Non hanno cercato di uccidere il nemico, anche se hanno subito ripetuti attacchi. E infatti cosa conclude Marshall, che è interessante? È perciò ragionevole credere che l'uomo comune e sano di mente, l'uomo che può affrontare la fatica mentale e fisica del combattimento, abbia una innata e solitamente ignota repulsione ad uccidere un suo simile, che non ucciderebbe volontariamente se gli fosse possibile evitarlo. Al momento decisivo diventerà un obiettore di coscienza. La prima edizione del libro di Man Against Fire è del 1947 e lui riporta tutti i suoi studi e tutti i suoi lavori su questa tematica, che secondo me è piuttosto interessante. Questa cosa che dice Marshall è confermata da tantissime
tantissimi resoconti di soldati al fronte. Guardate, un tenente israeliano, guerra dei 6 giorni, uccidere è la peggior cosa che un uomo può fare ad un altro uomo, è l'ultima cosa che dovrebbe accadere. Era la prima volta che uccidevo qualcuno. Quando le cose si calmarono, mi sono avvicinato e ho guardato il tedesco al quale avevo sparato. Ricordo di aver pensato che sembrava abbastanza vecchio da avere una famiglia e mi sono sentito molto addolorato. Oppure mi rimproveravo come un assassino, un disagio indescrivibile mi prese, mi sentivo quasi come un criminale. Oppure da ultimo sparai di nuovo e in qualche modo lo colpii alla testa. C'era così tanto sangue, ho vomitato fino a quando il resto dei ragazzi arrivò. Allora, io leggendo queste descrizioni, questi resoconti di soldati dal campo di battaglia, mi viene in mente sempre un pezzettino del film di Niente di nuovo sul fronte occidentale, film sulla prima guerra mondiale tratto dal libro di Erich Maria Remarque, in cui a un certo punto c'è un soldato tedesco all'interno di una buca. Durante un assalto francese salta dentro nella buca un francese, il tedesco gli salta addosso e lo pugnala. Lo pugnala e si vede che il francese a un certo punto è in agonia. All'inizio si vede il tedesco che guarda il francese e tra sé e sé sta pensando: speriamo che muori, almeno non sento più i tuoi lamenti. Poi, siccome il francese va avanti a lamentarsi, il soldato tedesco sente il senso di colpa, va lì, gli cerca di dare una mano, a un certo punto gli tira fuori il portafoglio, guarda le fotografie che ha nel portafoglio e vede il nome di questa persona, che me lo sono segnato, si chiama Gérard Duval, e nel film si dice: io ho ucciso Gérard Duval, tipografo, perché un conto è uccidere una persona, un essere umano che è non ben identificato, che non è certo chi sia. Un conto è una persona che invece ha un nome e un cognome, ha una famiglia, ha un lavoro, e quindi tu diventi responsabile della morte di una persona. Ma allora, quali sono le scelte del soldato sul campo di battaglia? Cosa può fare un soldato quando è in guerra? Beh, certamente c'è il cosiddetto approccio, diciamo, psicologico e fisiologico, che è un po' l'approccio che hanno un po' tutti gli storici, che è quello cosiddetto fight or flight, come dicono gli anglosassoni, cioè combattere o fuggire, no? Io do in mano un'arma a una persona, lui o prende quest'arma e combatte oppure fugge. Allora, questa cosa, non lo so, è vera, non è vera? Guardate che è un modo di pensare molto diffuso. Io mi ricordo che alcuni anni fa sono andato a un convegno di storici della storia contemporanea e c'era un professore di storia contemporanea che si occupa di storia militare, quindi evidentemente non è Alessandro Barbero, che è uno storico medievale. Lui queste cose, tra l'altro, secondo me le capisce molto bene, che mi ha detto: ma sì, cosa vuoi, Boniardi? Ai soldati tanto basta dargli in mano un'arma e comunque sparano. Ecco, peccato che questo non è proprio così. Le scelte del soldato possono essere, secondo me, capite molto bene se guardiamo ai combattimenti intraspecie nel regno animale. Cioè, cosa fanno gli animali della stessa specie quando combattono tra loro? Normalmente, difficilmente si ammazzano. Quando c'è un combattimento intraspecie, tipicamente gli animali combattono oppure evitano di combattere e fuggono, perché difficilmente il risultato è la morte cruenta di uno dei due. E un'altra cosa interessante del regno animale è che nei combattimenti intraspecie esistono altre due forme di comportamento degli animali, che sono l'atteggiarsi, cioè l'ostentare in qualche modo forza, oppure la sottomissione, l'arrendersi. Questo invece, ed è un passaggio interessante per capire come poi bisogna motivare i soldati per riuscire ad andare sul campo di battaglia a sparare ai propri simili,
è quello che invece non avviene nei combattimenti tra specie diverse. Nei combattimenti tra specie diverse, per esempio tra il cobra e la mangusta, il risultato è la morte di uno dei due. Questo, ripeto, non avviene nei combattimenti intraspecie. Questa cosa qui teniamola presente perché ci verrà utile fra un po'. Quindi le scelte del soldato quali sono? Il soldato in combattimento di solito ha 4 opzioni, che sono combattere, che sono fuggire, che li abbiamo visti, che è l'approccio classico psicologico, l'atteggiarsi e l'arrendersi, che sono tutte 4 modi di porsi del soldato in combattimento e che vengono tutte perseguite. Cosa significano? Significano questo. Questo, ad esempio, significa atteggiarsi in battaglia, sfoggiare delle bandiere, avanzare con una formazione compatta, questo era tipico del Settecento e dell'Ottocento, con delle belle uniformi, le bandiere al vento, gli ufficiali davanti. Questo è un atteggiarsi, è un manifestare forza nei confronti del nemico per costringerlo a ritirarsi prima di arrivare alle mani. Gridare, quando i soldati attaccano, urlano, non stanno zitti, urlano perché urlare, manifestare atteggiamenti aggressivi è un modo per atteggiarsi nei confronti del nemico. Quindi oltre a sparare e a fuggire c'è l'atteggiarsi. Cosa significa atteggiarsi? Atteggiarsi significa anche questo, sparare. Il soldato in combattimento deve fare qualcosa e sparare è un modo per fare qualcosa. Sparare a chi? Non è importante, basta sparare. Vi racconto dei dati tecnici. Nel 700-800, quando c'erano le armi ad avancarica, sono state fatte delle statistiche, mediamente si trova che per un colpo a segno che ha messo fuori gioco un soldato sono stati sparati dai 300 ai 3000 colpi. Uno potrebbe dire certo perché le armi erano imprecise. Bene, se voi guardate gli stessi dati statistici per il Novecento, tipicamente sulla Seconda Guerra Mondiale, su cui sono stati fatti tanti calcoli, per un colpo a segno che ha messo fuori combattimento un soldato ne sono stati sparati da 10.000 a 20.000. Perché? Perché l'arma, che è certamente più precisa ma di più facile utilizzo, consente di sparare molti più colpi, e questo è quello che i soldati fanno sul campo di battaglia, perché è un modo per atteggiarsi. L'avete visto nel film, si sdraiano, si mettono a sparare, sparano alto, tanto non è importante, l'importante è fare qualcosa. Vediamo allora il passo successivo. Il passo successivo è: ma io che cosa posso fare? Cosa hanno fatto gli eserciti nella storia, nel passato, e cosa fanno ancora adesso per cercare di motivare i soldati e di superare questa resistenza che i soldati hanno ad uccidere? Come Clausewitz dice, il coraggio sopra ogni altra cosa è la prima qualità di un guerriero. Allora, sarà vero quello che dice Clausewitz, o forse magari la teoria del condizionamento, quella di Pavlov, spiega qualche cosa di più? Perché alla fine, non dimenticatevi, ricordate che è una cosa secondo me importante, alla fine la guerra è un'atrocità, e per le persone normali, come penso siamo tutti noi, l'atrocità che viene perpetrata in battaglia richiede una legittimazione, e quindi quello che viene fatto per motivare i soldati è dare una legittimazione. Quindi forse una definizione di coraggio potrebbe essere quella di un essere umano che fa cose atroci, sentendosi però legittimato a farle, anche se la sua coscienza gli imporrebbe di fare il contrario. Ok? Allora, queste belle parole cerchiamo di declinarle, perché la resistenza psicologica da un lato e all'opposto la motivazione del soldato a combattere sono legati a diversi fattori: alla richiesta dell'autorità, alla distanza fisica dall'avversario, alla distanza emotiva dall'avversario, alla soluzione del gruppo, all'importanza dell'avversario come bersaglio e alla predisposizione all'aggressività. Allora, cominciamo a parlare del primo aspetto, la richiesta dell'autorità. Per parlare della richiesta dell'autorità dobbiamo parlare degli esperimenti di Stanley Milgram. Stanley Milgram, che è uno sociologo, psicologo e sociologo
americano negli anni 60 ha fatto tanti ha fatto tanti esperimenti. Questo esperimento è particolarmente interessante. Allora, guardate l'immagine che si vede qui così. C'è il ricercatore, cioè lo sperimentatore, che ha a sua disposizione il cosiddetto insegnante. L'insegnante è quello che fa le domande. Dall'altra parte ha lo studente. Lo studente e l'insegnante non sono in contatto, non si vedono, semplicemente vedete che c'è un filo rosso per cui la reazione dell'insegnante sullo studente, se la risposta che dà alle sue domande è corretta, non è nulla. Se la risposta alle domande è sbagliata, l'insegnante schiaccia un pulsante e gli manda una scossa elettrica e sente che lo studente fa un urlo o comunque si lamenta in funzione del livello di questa scossa elettrica. Allora, il ricercatore, cioè chi segue l'esperimento, e lo studente sono d'accordo che è tutta una finzione, ma l'insegnante non lo sa. L'insegnante è la persona sottoposta a questo esperimento psicologico. Bene, la cosa interessante è questa, credo, adesso vado a memoria perché non ricordo il dato e non me lo sono segnato, circa 2/3 delle persone messi in questo esperimento come insegnanti continuano a dare la scossa allo studente anche se questo si lamenta e continua a gridare, perché, come diceva Freud, non bisogna mai sottovalutare il potere della necessità di ubbidire, e questo è importantissimo, è un punto di partenza importantissimo per i soldati sul campo di battaglia, perché la richiesta esercitata dal comandante di un'unità è una fortissima motivazione del soldato a combattere. L'abbiamo visto anche nel video. A un certo punto l'ufficiale o il sottufficiale di quel gruppo di militari paracadutati a un certo punto impone ai soldati di sparare. Bene, perché l'autorità dell'ufficiale da cosa dipende? Dipende dalla vicinanza del comandante, dal rispetto soggettivo per il comandante, dall'intensità degli ordini del comandante e dalla legittimità oggettiva del comandante. Allora, questo cosa significa? Significa, ad esempio, la vicinanza del comandante. Il fatto che i soldati il fatto che i soldati vengono osservati dai loro ufficiali e questi li incoraggiano a combattere, induce gli uomini a farlo, induce gli uomini a sparare. Cioè, se un tuo superiore è lì vicino a te e ti spinge a fare questa cosa, tu la fai. Oppure il rispetto soggettivo per il comandante, cioè il rispetto del soggetto. Per poter essere efficaci, i soldati devono essere legati al capo come al gruppo con uno spirito di corpo. Cioè, perché viene creato lo spirito di corpo nei reparti militari e viene creata la gerarchia tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa? Proprio perché in questo modo la catena di comando ha maggiore effetto sui soldati in molte situazioni, ma anche nel caso di un combattimento. L'intensità degli ordini del comandante, il fatto che il comandante sia semplicemente presente sul campo non è di per sé sufficiente, è necessario che ci siano delle comunicazioni dirette da parte dell'ufficiale che dice spara, colpisci, come abbiamo visto ad esempio nel video. Che poi gli uomini non l'abbiano fatto, non siano riusciti a colpire l'avversario, però se avete sentito cosa diceva in inglese un po' slang, credo un americano, a un certo punto dice spara, colpite quell'uomo che era il cecchino che stava sparando. La legittimità oggettiva del comandante cosa significa? Significa che è fondamentale anche una legittimazione sociale, cioè l'ufficiale ad esempio di un reparto regolare ha una legittimazione da parte dello Stato a cui appartiene quel reparto rispetto ad esempio a un capobanda, a un ufficiale di un reparto di milizia o di altre unità, quindi è molto diversa la situazione in un caso e nell'altro. Veniamo adesso alla questione della distanza fisica, che secondo me è particolarmente interessante e curiosa. La distanza fisica nega l'umanità della vittima. Come dice Ardan Dupic, che era uno scrittore militare della metà dell'Ottocento, combattere da lontano è istintivo nell'uomo. Dal primo giorno ha lavorato a questo scopo e continua a farlo. In una battaglia moderna che si svolge con contrapposti avversari a grande distanza,
L'uomo è arrivato ad avere orrore dell'uomo. Egli arriva al combattimento corpo a corpo solo per difendere se stesso e se ci è costretto. Il problema del combattimento è il combattimento a distanza ravvicinata. Quando tu vedi il tuo avversario, il pilota colpisce l'aereo, non colpisce l'aviatore che sta sull'aereo. L'artigliere colpisce un quadratino sulla mappa, non colpisce gli uomini che ci sono in quel quadratino. Il fante in prima linea spara e spara a una persona come lui, e quindi ci sono effetti estremamente diversi, per cui chi ha una distanza fisica dall'avversario non sente la necessità di esprimere un pentimento, un rammarico per quello che ha fatto. Più la distanza aumenta, più aumenta l'alibi di chi uccide nei confronti dell'azione in sé, dell'azione di uccidere l'avversario. Questa cosa qui si esprime benissimo con questo grafico. Questo grafico rappresenta perfettamente qual è la resistenza psicologica che ha un militare ad uccidere in funzione della distanza fisica dal bersaglio. Quanto più la distanza è elevata, il carrista non ha questo problema, il pilota del bombardiere che bombarda e magari uccide anche alcune migliaia di uomini non ha questa resistenza ad uccidere. Uccidere a mani nude o uccidere con un pugnale è una cosa difficilissima da fare. Uccidere a distanza ravvicinata con una pistola è qualcosa di veramente complicato. A meno che non si raggiunga un'estasi omicida, uccidere è più difficile se fatto da una distanza minima. A ogni metro di lontananza vi è una corrispondente diminuzione della realtà. L'immaginazione confonde e distorce ogni cosa quando le distanze diventano troppo grandi. Quindi gran parte della crudeltà insensata delle recenti guerre è stata perpetrata da distanza, da soldati che non potevano vedere quale scempio le loro armi potenti stavano causando. Se andate a vedere le perdite sui campi di battaglia, prima e seconda guerra mondiale, il 70-80% delle perdite sono dovute all'artiglieria. Soltanto una piccola percentuale è dovuta agli scontri di fanteria o a altre cause. Quindi la motivazione a uccidere si realizza aumentando la distanza tra il tiratore e il bersaglio. Un altro modo per favorire questa cosa qui è la cosiddetta distanza psicologica. Su cosa faleva la propaganda? La propaganda faleva su queste cose, faleva nel descrivere l'avversario come un animale, qualcuno di abietto. Pensate ai combattimenti intraspecie e ai combattimenti tra specie diverse. Se io vedo il mio avversario come un orco che stupra le donne, le rapisce, uccide i bambini, mangia i bambini e chiaramente potete pensare a tanti riferimenti storici a quello, o piuttosto che è un subumano, è un muso giallo, tutti questi, oppure mette in croce gli uomini, tutti questi riferimenti che fanno leva sulla propaganda sono tipicamente messi in atto per creare una distanza psicologica tra l'uccisore e il suo bersaglio per disumanizzare il bersaglio. Questa distanza psicologica, per esempio, si rappresenta anche con il patriottismo. Il patriottismo serve proprio a questo, dal punto di vista militare, cioè di far vedere la grossa distanza che esiste tra chi difende il suolo natio e chi invece invade una nazione che ha il diritto di non essere invasa e di essere libera. Vi faccio una riflessione legata al mondo italiano. Il Piave mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera. Non è vero, perché noi durante la Prima Guerra Mondiale siamo noi che abbiamo invaso l'impero austro-ungarico. Quindi non è vero che abbiamo raggiunto la frontiera, siamo andati oltre, non è vero che facevamo una barriera al nemico, ma dal punto di vista psicologico questa è una leva patriottica molto forte
per rappresentare il nemico come qualcosa di diverso da te e che ti permette di ucciderlo. Un'altra leva psicologica è il fatto che l'avversario abbia voltato le spalle. Quando uno vi volta le spalle non è più un essere umano, voi non vedete più la sua faccia quando gli sparate addosso. E questa è un condizionamento, perché questi di fatto si trattano tutti di condizionamenti. Questo è un condizionamento fortissimo per riuscire ad uccidere un avversario. La dimostrazione di questo è che in tutta la storia militare i massacri avvengono sempre quando un esercito comincia a scappare. Fintanto che gli eserciti continuano a combattere, le perdite sono limitate. Le perdite aumentano esponenzialmente quando uno dei due in campo comincia a scappare. Altro esempio di distanza psicologica, usare la tecnologia come un filtro, anche questa è una distanza psicologica. Non so se vi ricordate durante la guerra del Golfo le famose bombe intelligenti, che poi una bomba faccio fatica a credere che sia qualcosa di intelligente, le bombe intelligenti, ma anche l'impiego dei visori ottici, dei visori notturni. Questa cosa qui fa sembrare la guerra un videogioco, questa cosa allontana, crea una distanza psicologica tra chi esegue l'azione di uccidere e il proprio bersaglio. Passiamo a un altro aspetto, la soluzione di gruppo. Penso che sappiate tutti quelle che sono le dinamiche dei gruppi complessi, per cui cosa si dice? Che il singolo è innocente, il gruppo è assassino. Qui c'è dietro tutta la teoria del branco, no? Per cui il singolo uomo non ha commesso nulla, nell'insieme gli uomini hanno creato un qualche cosa di orrendo. Il fatto che gli uomini combattono in gruppo, anche questo è molto importante perché consente la cosiddetta soluzione del gruppo, e cioè il servente alla mitragliatrice insieme con il mitragliere si dividono la responsabilità dell'azione di uccidere un avversario. Il fante da solo deve assumersi da solo la responsabilità di questa azione. Guardate queste due immagini che vedete qua sotto. A sinistra avete i serventi di un'arma, probabilmente un'arma anticarro. Vedete che sono 3 o 4, perché ognuno controlla a vicenda l'altro e questo favorisce l'azione di colpire l'avversario. Infatti, ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale i mitraglieri non si sono mai rifiutati di sparare al nemico. I fanti semplici molto spesso lo fanno. L'attrattività della vittima. Allora, molto spesso il militare in combattimento reagisce distinto, per cui qualcuno ti sta attaccando e tu reagisci distinto e gli spari. Se però invece c'è l'opportunità di pensare prima di uccidere un avversario, la dinamica psicologica è che il soldato diventa come un omicida, per cui comincia a razionalizzare la cosa, per cui a un certo punto potrebbe anche evitare di farlo, però se decide di farlo valuta complessivamente quelli che sono i mezzi e quello che sono il movente, cioè le strategie applicabili per portare a termine quel compito, e soprattutto valuta l'opportunità, per cui valuta il rapporto costi-benefici. Se io sparo al mio avversario senza essere colpito, senza espormi, questa cosa è certamente di beneficio, ma se per fare questa cosa io devo espormi, non so se mi conviene, se mi possa convenire oppure no. L'idea dell'imboscata deriva proprio da questo, cioè il colpire un avversario senza che questo possa reagire. L'azione dei tiratori scelti, anche qui sempre in coppia, e c'è una motivazione, l'abbiamo vista nella slide precedente, è basata proprio su questa. L'idea del guadagno dell'uccisore, perché si colpiscono gli ufficiali? Perché l'ufficiale di un reparto, per tanti motivi, tra cui quelli che abbiamo visto anche in precedenza, perché è l'ufficiale che dà l'ordine di sparare, l'ufficiale disgrega la compattezza del reparto e quindi consente un vantaggio per l'uccisore e una forte perdita per il nemico. Ho due parole sulla questione della resa. Allora, nel momento in cui i soldati si arrendono non sono più delle vittime attrattive, ma attenzione, perché
quando ci si arrende, questo è quello che si trova scritto, si legge da tutte le parti, il soldato deve perdere completamente per il suo avversario l'attrattiva, cioè deve mollare le proprie armi, e molto spesso è opportuno che tolga anche l'elmetto, perché in questo modo non è più una figura che per il proprio nemico è un avversario, ma diventa una persona che è inerme. Non deve voltare le spalle, per quello che abbiamo detto prima, e la resa deve essere chiara ed evidente e deve anticipare l'azione dell'avversario. Ci sono tantissimi resoconti, può sembrare cinico ma è così, in cui durante un assalto il difensore all'ultimo momento prova ad arrendersi e l'attaccante stermina tutti, perché in una situazione in cui non è evidente che la resa è anticipata, e in una situazione in cui, come vedremo nella prossima slide, io come attaccante assisto ad eventi traumatici per cui i miei freni inibitori sono completamente mollati, perché ad esempio io ho visto uccidere un mio amico, un mio compagno, quello con cui ho mangiato la sera prima, io reagisco in maniera inconsulta anche nei confronti di uno che si sta arrendendo all'ultimo momento. Il desiderio di vendetta infatti è un'altra forma molto importante per predisporre all'aggressività i soldati sul campo di battaglia, quella che viene chiamata la temporanea infermità mentale, e che c'è anche nell'omicidio, nel codice penale, è una cosa che esiste realmente anche sul campo di battaglia. Poi c'è una cosa curiosa e particolare che tutti quelli che si occupano di queste questioni riportano, e cioè c'è un 2-3, qualcuno dice 1, qualcuno dice 2, qualcuno dice 3, c'è un 2, dipende dalle nazioni, dipende da tante cose, però c'è una piccolissima percentuale di persone, chiamiamoli sociopatici, chiamiamoli guerrieri, chiamiamoli eroi, che sono i cosiddetti assassini nati, cioè sono persone che, se viene chiesto a queste persone, se gli viene richiesto di uccidere un altro essere umano, questa cosa in loro non provoca alcun trauma. Questa cosa qui sono ovviamente legata a particolari soggetti che in un'ottica militare, quindi non faccio una valutazione morale, ma in un'ottica militare potrebbe essere molto importante. Quindi sono soggetti che vanno identificati all'interno della società e andrebbero inquadrati, ad esempio, nelle forze speciali o in reparti che possono avere una loro particolare funzione, questo dal punto di vista militare. Tra l'altro, la simbologia di certi reparti legati, che so, alla testa di morto, alla croce e così via, sono tipici di reparti votati, tra virgolette, al sacrificio. Mi viene in mente, per parlare di cose anche della grande antichità, alla Compagnia della Buona Morte di Alberto da Giussano, che difendevano il Carroccio alla battaglia di Legnano. Il Carroccio è un'insegna comunale di tantissimi eserciti comunali italiani, ed erano difesi da un reparto, un nucleo scelto di persone che molto spesso avevano come simbologia queste caratteristiche anche macabre, tipicamente la testa di morto, che è una simbologia che si trova tantissimo, ad esempio negli eserciti prussiani dell'Ottocento, è una tipica simbologia. Quindi cosa vuol dire addestrare le persone? Vuol dire, come dice Grossman, abituare le persone a pensare l'impensabile, cioè ad uccidere un proprio simile, a fare l'impensabile senza pensare, e poi, dopo che l'hanno fatto, a negare questa cosa, a negare che quella cosa che è stata fatta, cioè l'impensabile, è stata realizzata. Per fare questo cosa si usa? Per fare questo si usa l'addestramento, e cioè come si supera l'istinto di non uccidere. L'istinto di non uccidere lo superi con l'addestramento, perché l'addestramento deve preparare al combattimento, e lo scenario proposto nell'addestramento deve essere il più possibile realistico. Pensate all'addestramento nelle altre professioni. Io non so se qualcuno di voi è un medico, ma i medici come vengono addestrati? Con i cadaveri.
perché devono essere addestrati e desensibilizzati a una situazione traumatica. Per cui prima di andare a operare su un essere umano che è sedato, a cui hai fatto l'anestesia, lo fanno operare sui cadaveri. I ragazzi svengono, questo me lo dicono alcuni che fanno medicina, mi dicono, molti ragazzi le prime volte svengono, poi cosa succede? Interviene una assuefazione, un'abitudine e questa cosa qui diventa normale. Bene, l'addestramento può sembrare brutto, ma induce queste cose. L'addestramento induce il cosiddetto riflesso condizionato. Cos'è il riflesso condizionato? È quello di Pavlov, che è anche lui uno scienziato russo, che ha preso il premio Nobel nel 1904. E il riflesso condizionato, che cos'è? Il riflesso condizionato non è altro che la risposta che un soggetto dà alla presentazione di uno stimolo condizionante. Gli esperimenti di Pavlov erano quelli sul cane, no? Cosa faceva Pavlov? Aveva dei cani, suonava il campanello e dopo gli dava da mangiare. Suonava il campanello e gli dava da mangiare. Dopo un po' il cane aveva capito che per effetto del suono del campanello gli arrivava il cibo da mangiare. Ma la cosa interessante che nota Pavlov è questa: nel momento in cui suona il campanello, prima ancora che arrivi il cibo, quando ormai il cane è allenato e addestrato, la salivazione del cane comincia ad aumentare, quindi c'è una reazione collegata a un'azione provocata, cioè suonare il campanello, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, cioè il fatto che lui gli porti il cibo. Ecco, come conseguenza di questo cosa succede? Quindi che gli organismi, gli esseri viventi imparano ad associare uno stimolo con un altro stimolo. Quindi ad esempio, quando si fanno sparare i militari in addestramento, la cosa più importante è farli sparare con dei bersagli che siano reali, con delle silhouette che siano reali. Leggevo che gli americani e anche gli israeliani addirittura in qualche caso predispongono le silhouette in modo tale che nel momento in cui vengono colpite hanno delle parti che scoppiano, che si rompono, che proiettano dei frammenti, che si sporcano di rosso, proprio per rendere sempre più realistica la fase dell'addestramento vero e proprio. Il bersaglio non deve essere fisso. Il bersaglio una volta che è colpito deve cadere, il bersaglio deve apparire all'improvviso, perché il bersaglio sul campo di battaglia non è un quadratino bianco con un puntino nero, ma il bersaglio sul campo di battaglia è qualcuno che ti sta puntando un'arma. Una delle cose che stanno facendo molti eserciti è quello di introdurre i simulatori, i videogame, per addestrare, come si trova scritto, all'assassinio di massa, perché di questo si tratta, i militari in fase di addestramento. Di nuovo, durante l'addestramento che cosa si fa? Io devo insegnare lo spirito di corpo, lo spirito di gruppo, perché in questo modo, nel momento in cui ho creato un gruppo, io riesco a demandare a tutto il gruppo la responsabilità dell'uccisione e sempre, l'abbiamo già visto, demandare all'autorità di comando di quel gruppo la responsabilità dell'uccisione. Allora, tutto quello che abbiamo detto e tutto quello che favorisce la rottura dei freni inibitori di un militare sul campo di battaglia ad uccidere un suo avversario è quello che poi crea il problema del disturbo da stress post-traumatico. Cos'è il disturbo da stress post-traumatico? Sono dei disturbi che nascono negli esseri umani per effetto di azioni traumatiche che hanno vissuto, per esempio lo stupro in età giovanile, in età infantile, dà origine a una sindrome che è molto simile a quella dello stress post-traumatico, che è però la sindrome tipica dei soldati sul campo di battaglia. Perché è importante quest'ultimo passaggio? Perché proprio quelli, come vedete in questa slide, sono proprio quegli elementi che consentono di motivare il soldato a combattere, a uccidere, che possono far insorgere nei reduci questi disturbi. Qui vedete alcune immagini nella prima guerra mondiale li chiamavano gli scemi di guerra, di persone che evidentemente hanno perso il senno, hanno perso il lume della ragione.
Allora, è vero che la risposta immediata a un'uccisione può essere di vario tipo, può essere la preoccupazione, può essere l'euforia, può essere il rimorso. Ci sono tantissimi resoconti che manifestano molte reazioni fisiche e psicologiche all'aver ucciso qualcuno sul campo di battaglia, l'angoscia, il disgusto, ma sostanzialmente terminato il combattimento l'uccisione passa per due fasi: o c'è la razionalizzazione dell'omicidio, perché di questo si tratta, legalizzato ma è sempre un omicidio, oppure c'è il fallimento della razionalizzazione e c'è il disturbo da stress post-traumatico. Assistere a un evento fortemente traumatico è quello che condiziona il reduce una volta che è uscito dal campo di battaglia, perché la vittima rivede ripetutamente l'evento traumatico, ha i flashback di quello che ha vissuto. Durante questi flashback o anche durante gli incubi, perché a volte ha degli incubi notturni, ci sono degli effetti fisici: la paura, il battito cardiaco accelerato, la sudorazione, la tensione muscolare, la nausea. La persona che subisce lo stress post-traumatico può sviluppare delle convinzioni o aspettative negative su se stessa, può avere delle emozioni particolari, tipo il senso di colpa, la vergogna, la rabbia, la paura, l'umore, è colpa mia, anche se magari ha fatto delle cose sotto la spinta di un suo superiore. Il soggetto pensa di essere cattivo, di essere responsabile, non si fida più di nessuno. Questi sono tutti dei sintomi del post-traumatic stress disease, come lo chiamano gli inglesi. Anche la memoria degli eventi può essere fortemente e significativamente alterata dalla situazione di stress. Per esempio, una persona alcuni particolari del trauma potrebbe anche non ricordarli più. Io qui, parlando di questa cosa, intanto che facevo questa presentazione, mi è venuta in mente una situazione personale. Io mi occupo di incidenti industriali e tantissimi anni fa io ho visto in un incidente industriale 4 persone morte fatte a pezzi vicino a un impianto che era scoppiato, e io non mi ricordo, l'ho visto, io non mi ricordo la situazione visiva, i pezzi dei corpi non me li ricordo perché poi li ho visti in un video. Io mi ricordo nettamente e distintamente l'odore della morte, non mi ricordo più niente, ma quell'odore lì per me è inconfondibile perché l'ho visto in questa situazione particolare che per me è stata traumatica. Io posso solo immaginare che cosa voglia dire per un militare sul campo aver ucciso qualcuno e aver avuto come reazione un trauma di questa azione violenta. Terminiamo, e vi sono indicate in letteratura tutta una serie di azioni che possono essere poste in atto per evitare l'insorgenza dello stress post-traumatico. Questo è il problema che gli americani hanno vissuto in maniera pesantissima dopo il Vietnam, per cui l'Associazione dei Reduci del Vietnam americani dice che il 15% dei reduci hanno subito questo tipo di stress, di malattia, perché è considerato una malattia. Secondo altre fonti la percentuale salirebbe addirittura al 50%. Qualcosa del genere hanno subito anche i sovietici durante l'invasione dell'Afghanistan. Allora, come si può intervenire per cercare di far assorbire a delle persone che sono state addestrate a uccidere, ma non preparate ad assorbire questo trauma, a cercare di farglielo superare? Per esempio, le lodi e le rassicurazioni dei commilitoni e dei superiori, la presenza di modelli di ruolo e dei cosiddetti fattori di stabilizzazione, la presenza di veterani, la presenza di persone esperte, la presenza di ufficiali, di qualcuno che li possa rincuorare. Le immagini che ci sono le ho messe di proposito, e sono le ultime immagini di questa presentazione, per fare vedere quale orrore è la guerra, perché è facile parlare delle cose di cui stiamo parlando fin tanto che siamo seduti su una sedia e stiamo chiacchierando al caldo all'interno
della vostra sede, ma poi andare sul campo e fare e subire queste cose non è certamente la cosa più simpatica di questo mondo. Ad esempio, il cosiddetto rispetto delle convenzioni della guerra, Convenzione di Ginevra, piuttosto che delle regole di ingaggio, è un qualche cosa che può aiutare a superare lo stress post-traumatico. Limitare le vittime alle vittime militari e non alle vittime civili è qualche cosa che può aiutare. La presenza di parate, ricompense, commemorazioni, monumenti è qualche cosa che può aiutare il reduce. Vi riporto un altro esempio personale. Alcuni anni fa avevo, perché adesso è morto, un amico che aveva 20-25 anni più di me. Quindi era nato all'inizio degli anni 40. Lui aveva fatto il mercenario in Congo. Lui spesso mi diceva, perché sa che mi interessavo di queste cose, mi diceva: io non ti racconto niente di quello che abbiamo fatto, non mi ha mai detto di quello che ho fatto. Pensate al problema della soluzione del gruppo. E lui mi diceva un'altra cosa, mi diceva: io andando lì ho messo via tanti di quei soldi che ho messo a posto mia moglie e i miei figli, per cui per lui la razionalizzazione di quello che aveva fatto era questa cosa qua, dal mio punto di vista. È una cosa drammatica se ci pensate. La vicinanza degli amici che hanno avuto esperienze medesime durante l'addestramento e durante il combattimento. Nei reparti in combattimento si dice che si creano dei rapporti tra le persone che sono più stretti e più forti del rapporto tra marito e moglie. Il periodo, se le unità sono continuamente in combattimento, la possibilità di avere dei periodi cosiddetti di raffreddamento delle emozioni, quindi i soldati vengono mandati nelle retrovie, in aree sicure, vengono riportati a casa. La presenza di parate, di ricompense, l'accoglienza positiva della comunità del soldato, che è proprio quello che agli americani, e tutta la filmografia americana sul Vietnam è costellata di queste caratteristiche, è mancata ai militari di ritorno dal Vietnam, perché la società civile ha considerato quella guerra come una guerra sbagliata, come tutte le guerre lo sono, ma noi dobbiamo pensare che comunque i soldati vengono chiamati dal proprio paese a svolgere un compito e devono cercare di svolgerlo, quel compito, al meglio. Detto questo, io ho terminato, vi ringrazio dell'attenzione e spero di avervi raccontato qualche cosa che magari non conoscevate. Ecco. Grazie.